Allora eccoci qua i nostri ospiti, per cortesia se facciamo un po' di silenzio, avete tutti quanti i microfoni aperti per cui a casa ascoltano tutto quanto ma più che altro non riescono a capire che cosa state dicendo, per cui adesso arriviamo e diamo voce a tutti quanti. Voi siete stati molto bravi fino adesso, molto educati, perché effettivamente le interruzioni sono state decisamente poche. I fuori onda lasciavano un po' desiderare. Ecco, i fuori onda lasciavano desiderare. Leonardo Villani, impegno comune, torniamo un pochino a Padova nel dettaglio. Allora, abbiamo parlato un po' di ambiente, un po' di mezzi pubblici, l'incentivazione dell'utilizzo del mezzo pubblico. Io ho fatto riferimento a questi steward che sono stati introdotti recentemente e anche questa ordinanza contro l'alcol, no? Per contrastare il degrado. Dal tuo punto di vista, come percorso, è un percorso corretto o si devono utilizzare altri strumenti? Un piccolissimo passaggio veloce sul discorso della partecipazione, perché pare che sia di competenza esclusiva di qualcuno. Il programma di Francesco Fiore è il frutto di un percorso partecipato cominciato 1 anno e mezzo fa, aperto a chiunque volesse dare il proprio contributo. Noi la partecipazione l'abbiamo fatta e adesso siamo molte centinaia di persone. Fatto questo piccolo inciso, allora partendo dall'ultimo argomento, la sicurezza. Quest'idea di sicurezza come repressione, come militarizzazione della città è una roba che sentiamo da 15 anni. I militari in città ci sono arrivati, però mi pare che siamo ancora qui a parlare delle stesse questioni. Quindi evidentemente non possiamo pensare che la militarizzazione della città sia la soluzione. Non possiamo pensare che la politica della repressione sia la soluzione. Noi dobbiamo far tornare a vivere la città, dobbiamo riportare la gente per strada. Dobbiamo riportare la gente a riprendersi i propri spazi, le piazze, i parchi. Dobbiamo mettere nelle condizioni. Questo come lo facciamo? Questo per esempio possiamo fare subito uno sportello nel quale diciamo quali sono gli spazi che le associazioni cittadini possono riprendersi. Per esempio nei quartieri ci sono delle istituzioni importantissime che sono le parrocchie. Queste sono delle istituzioni tra virgolette molto organizzate. Possiamo dire subito alle parrocchie quali sono gli spazi che possono utilizzare nei quartieri per fare le proprie attività, le proprie iniziative, per riprendersi la città. Sui bar per esempio, il discorso dell'ordinanza di Vorossi, sui bar. I bar dobbiamo permettere ai bar di lavorare anche fino a tardi, ma non lo possiamo far fare in un clima da Far West. Noi per esempio pensiamo alla patente a punti per i bar, che è un esperimento che è stato fatto con successo anche in altre città italiane. Cioè si dice ad ogni esercente ti diamo la possibilità di lavorare fino a tardi, però tu devi assicurarti che nel tuo locale e nei paraggi del tuo locale sia assicurato l'ordine, ovviamente, quindi ognuno può partecipare a ristabilire un ordine e una sicurezza per la collettività, ognuno nel proprio piccolo. Chi non sta all'interno di queste regole ovviamente viene sanzionato. Però l'importante è capire che la sicurezza si fa con i padovani, la sicurezza si fa con i cittadini, la sicurezza si fa con le persone e non si può fare solamente con la polizia, ci vuole anche quello. Certo. Marco Schiasaro, scuoti la testa, non c'è il rischio che poi questo onere vada a ricadere ancora sui commercianti, sui locali? No, magari uno ha un locale, all'esterno succede una rissa, poi alla fine gli chiudono il locale. Ma quante volte i locali piazzali della stazione sono stati chiusi per inefficienza non di chi li gestisce ma dell'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale va addosso agli esercizi commerciali perché loro sono incapaci di ripulire la città. L'idea del voemos bene, come dice la sinistra, l'abbiamo già attuata perché i padovani hanno accolto abbastanza queste persone e l'idea del voemos bene abbiamo visto che fine stiamo facendo. Noi non siamo in grado di scindere tra chi merita l'accoglienza, tra chi merita di essere seguito e chi non merita, perché appena ci giriamo ci dà il pugnale alla schiena. Non va bene così, dobbiamo svegliarci. Non capiamo che
io lo vedo un pregiudizio del fatto di non parlare di sicurezza per chi è di destra da parte della sinistra, non fa altro che riproporci altri 5 anni di Ivo Rossi con una città infestata di delinquenza e di illegalità. Ecco, il fatto di dire io non vado dai neri o dai tunisini che vendono la merce contraffatta in pieno centro storico perché i poverini hanno fame, facciamo morire loro e facciamo morire i commercianti. Lo vogliamo capire questa cosa? Sì o no? Vogliamo dire che quelli che vendono la merce contraffatta vanno a comprarla al centro Ingross Cina? Vogliamo dire che quelli sono schiavi di quei cinesi che sono al centro Ingross? Vogliamo dire che Zilio ha favorito questa illegalità a Padova? Vogliamo dire che Ivo Rossi ha permesso che si apra un centro Ingross Cina a Padova? Ma la smettiamo di nasconderci dietro a questo stipendificio del comune di Padova? Ma ci svegliamo o no? E ci rendiamo conto che c'è gente che ancora li appoggia. Abbiamo capito. Quindi no, ma non abbiamo capito un tubo, no, perché se c'è ancora sei stato chiaro. No, non abbiamo capito niente, perché se appena giri per Padova e c'è ancora qualcuno che dice che Ivo Rossi dà futuro a Padova, se noi abbiamo ancora amministratori come questi, Padova non ce l'ha un futuro. Ma lo vogliamo capire, sì o no? Che io voglio sapere, allora tu come lo contrasti questo? Cosa fai? Metti i vigili quando ci sono i VCUMPRA per strada? Cosa fai? Almeno spererei che i vigili, Ivo Rossi non gli facesse fare una passeggiata sugli stonghi e questi tirano su le borse e si mettono lì così. Le borse non sono per terra, quindi non li sanzioniamo. Ma prendetela quella merce contraffatta. Questi qua scappano dietro alla Rinascente, sembra quasi guardie e ladri. Il centro storico, ma vi rendete conto, sì o no? Vi rendete conto che quando c'era il prefetto Montemagno che l'hanno mandato a casa perché faceva fin troppo bene, perché non aveva un centro di identificazione ed espulsione a 1 chilometro da Padova? Bisogna fare un CIE vicino a Padova, perché lì dobbiamo riversare questa gente, i delinquenti, non negli stranieri, i delinquenti. Grazie. Luisa Serato, è condivisibile questa posizione? Sì, è un po' forte, è un po' forte. Cioè io sono un popolare più forte della Lega, tutto dire. Fondamentalmente la condivido, ma è forte nei toni, ma è forte nei toni. No, è perché sono un po' arrabbiato, signora, sono un po' arrabbiato. È forte nei toni, ma insomma fondamentalmente la condivido assolutamente. Sono gli esercenti che devono farsi carico del controllo. Ma io l'avevo detto già prima, certo, gli esercenti devono partecipare, non farsi carico, cioè farsi carico è diverso da quel concetto di partecipazione che poi mi pare sia piaciuto anche dall'altra parte. Lo avevano dimenticato, parlavano di educazione dei cittadini e invece dopo insomma l'hanno compreso invece qual è il concetto di partecipazione. Io posso invece ritornare a uno dei punti che a noi interessa particolarmente, certo, che è quello delle ordinanze, che naturalmente, insomma, essendo io una rappresentante della lista Bitonci, credo di poter essere davvero una delle più preparate su questo. Ordinanza che è sinonimo di legalità e non di razzismo invece, come qualcuno ha ritenuto poco fa di far passare il concetto. Faccio solo qualche breve riferimento, ho in mano il programma di Bitonci e della coalizione, dunque, che comprende anche Forza Italia e altri. Non è razzismo approvare una serie di ordinanze specifiche contro accattonaggio, imbrattamento, mendicità molesta, abusivismo commerciale, disturbo della quiete pubblica, degrado, insediamento di campi nomadi, prostituzione, consumo di alcolici al di fuori degli spazi consentiti, e in questo senso naturalmente richiamiamo dunque i baristi, e utilizzo di droga eccetera. Si può poi aggiungere divieto di sosta e campeggio in aree private e pubbliche non autorizzate ai fini turistici, ed è chiaro a tutti quanti di che cosa stiamo parlando. Istituzione di aree ad hoc in collaborazione con associazioni campieristiche, eventualmente per quello che riguarda il turismo. Stop all'occupazione abusiva del patrimonio immobiliare pubblico, e anche questo sappiamo che cosa vuol dire. Io ci aggiungo anche la modifica di un altro regolamento che credo che a Padova non sia mai stata fatta, per quello che riguarda l'assegnazione delle case ATER. Per esempio, noi abbiamo un sacco di anziani che sono in gravissima difficoltà e avrebbero bisogno di avere
l'assegnazione di queste case. Si tratta semplicemente di dare maggior punteggio a chi risiede in città da tanti anni, semplicemente questo. Allora, se qualcuno ha il coraggio di dirmi che sono razzista, perché io penso prima ai padovani, sono qui e sarò in grado di rispondere. Vincenzo Romania, cosa volevi dire? Non darò a nessuno del razzista, penso però che delle volte bisognerebbe conoscere un po' meglio le leggi e non campare in aria dei miti generali. Il primo aspetto fondamentale, nel dare la colpa alle sinistre a livello nazionale di aver favorito i flussi migratori, si dimentica che l'ultima legge in vigore in questo momento, dal 2002, la 186, altresì conosciuta come legge Bossi-Fini, integrata nel 92 del 94 del 2008, altresì conosciute come pacchetto sicurezza introdotti da Maroni. Il reato di clandestinità, come diceva prima il collega, è stato, è vero, prima destituito di fondamento e poi da una Corte Costituzionale, non dalla politica, ritenuto illegittimo. Ma è così in tutto il resto d'Europa. Il problema, come diceva giustamente un mio collega, penso di Padova 2020 precedentemente, è molto più generale. È vero però che appunto queste leggi hanno lasciato largo spazio agli enti locali, perché sono povere a livello nazionale, di occuparsi di alcune faccende difficili, tra cui appunto quelle delle politiche abitative. Ci sono state diverse letterature di tipo giuridico che hanno assolutamente ritenuto illegittimo, per il principio di pari opportunità davanti alla legge, qualsiasi tipo di circolare, chiamatela ordinanza, chiamatela come volete, che desse un vantaggio a cittadini residenti da più tempo, il che non implica soltanto una, vi ricordo, discriminazione nei confronti di un potenziale extracomunitario, ma implica anche una violazione del Trattato di Schengen di pari opportunità tra tutti coloro che si muovono, ad esempio in Francia. Non mi interessa niente. Magari non te ne freghi, ma finché vivi in Italia e in Europa non puoi far finta che le leggi non valgano. Posso anche sospendere come lo sospendono dei paesi europei come l'Austria. Non si può sospendere. Ma neanche. Sì, lo sospenderemo. No, il sindaco. Sì, sì. Allora, quello che può fare realmente Provincia di Padova. il comune, La provincia. Cosa può fare realmente il comune? Sentiamo. è evitare che ci siano dei gruppi di popolazione che possano essere avvicinati dalla criminalità, anche clandestini. Non metto in dubbio, cioè non voglio nascondere il problema, la sinistra non vuole nascondere i problemi, li vuole risolvere. Allora, qual è il problema? Perché esistono i clandestini? Perché su 3 milioni, su 5 milioni di immigrati in Italia, cerca di essere breve, 3 milioni sono stati clandestini e poi sono stati sanati. Non c'è più il clandestino, l'hai detto tu prima. Non c'è più il clandestino, Non esiste il reato, esiste la figura giuridica. Non l'abbiamo abolito noi, l'ha abolito la Corte Costituzionale, ripeto. Stavo dicendo, comunque, ti chiudo, che il comune deve mettere le persone in condizione di evitare l'illegalità, e questo lo si fa un'altra volta, evitando la povertà e la marginazione. Grazie, grazie. C'è Angelo Spano che voleva intervenire. Sì, Incredibile. allora, sembra che ci sia la paura di dire quello che bisogna fare. Cioè io, allora, giustamente non sono razzista, però quando vado a Padova e sento dire è stato tolto la possibilità di vendere l'alcol dai bar del centro, allora togliamo anche le panchine perché vengono occupate, siccome le bici vengono rubate, io farei una cosa del genere, vieterei l'utilizzo delle biciclette a Padova, poi fare un'altra cosa come ordinanza, vieterei l'utilizzo delle auto in tutta la città urbana perché potrebbero essere rubate. In più, siccome i negozi vengono assaliti di notte, chiuderei tutti i negozi di Padova, e poi, siccome la gente a Padova potrebbe rischiare di essere rapinata, manderei a casa tutti quanti, cioè tutti, insomma, chiudiamo Padova. Ma di stiamo parlando? Qui c'è delinquenza che arriva da dove? Io vedo 5 anni fa, non vedevo le camionette della polizia, non le vedevo girare quelle dell'esercito, non giravano, adesso vedo l'esercito. Fra un po', siccome ne mandano altri 5.000 a Padova di extracomunitari, avremo non 10 camionette, ma ne avremo 100 camionette. Avremo l'esercito che dovrà tutelarci, ma stiamo dicendo che io mi devo difendere, io devo arrestare i delinquenti. Io l'ho fatto.
L'ho fatto, ma ho rischiato una coltellata, ho rischiato di essere preso a punto, insomma rischiato, diciamo chiaro, certo, ecco. certo. Però parliamoci chiaro, non devo essere allora, io. Angelo, cosa si deve fare? Allora? Cosa si deve fare? È chiaro, io lo dico chiaro, non ho paura di dirlo, bisogna mandare a casa questi delinquenti, non bisogna far venire qua le persone che non possono lavorare, perché se non c'è lavoro per italiani, io parlo di tutta Italia, se non c'è lavoro per gli italiani non c'è lavoro neanche per gli stranieri. I 9 milioni di euro che vengono spesi per il Mare Nostrum, io li spenderei là in Africa, gli costruirei là una struttura per poter vivere loro bene, li costruirei da quelle parti. Arrivano qua zingari, rumeni, stranieri. Ma qua a Padova cosa facciamo? È semplice, è semplice. Allora, è inutile. Allora, io vedo che oggi sta mettendo sul giornale, ne arrivano altri 500 di extracomunitari. Cosa facciamo? Li ospitiamo ancora? Benissimo, ora facciamo la colletta a tutti quanti e li manteniamo giornalmente dalle nostre tasche, ma non possiamo farlo. Li dobbiamo mandare a casa, non ho paura di dirlo, mandiamoli a casa. Io sono stufo, sono stanco di viaggiare per Padova con i miei figli e aver paura che qualcuno mi possa fare del male. Passi il microfono anche a Silvia Marcuzzo, vero? Sì, Silvia Marcuzzo, Padova 2020. Grazie, io volevo riportare un attimo il discorso su volevo riportare un attimo il discorso su un'altra emergenza che è stata, di cui si è parlato prima molto velocemente, e mi fa piacere vedere che anche le altre forze politiche ritengono che la qualità dell'aria a Padova sia una vera emergenza, perché il livello di inquinanti come le polveri sottili, il benzodiazepine, che è un cancerogeno riconosciuto e che a Padova non è mai sotto il livello di qualità, credo che debba allarmarci tutti quanti, e soprattutto debba allarmarci per la salute dei nostri bambini. Allora, mi fa sorridere però alcune soluzioni che ho sentito prima, perché allora se la soluzione è sostituire gli autobus a metano, forse non sappiamo che già delle linee a metano cittadine ce ne sono, scusate, che delle linee cittadine solo 3 non sono metanizzate e saranno metanizzate a breve con i nuovi. Questo non è sufficiente. Quando poi diciamo che una soluzione è aprire la ZTL, questo non è una soluzione. Il centro deve rivivere non aprendo la ZTL, ma facendo sì che le persone possano andare in centro con dei mezzi pubblici che siano dei mezzi pubblici che garantiscano un servizio per i cittadini, e che i cittadini possano veramente lasciare la macchina da un'altra parte o proprio non utilizzarla e utilizzare altri mezzi. Rispetto al problema della qualità dell'aria, però, la mobilità non è l'unico aspetto da prendere in considerazione, perché le fonti di pressione dell'inquinamento atmosferico sono in primis appunto la mobilità di cui stavamo parlando, e che può essere incentivata un tipo di mobilità sostenibile, ad esempio attraverso l'uso, è vero che Padova viene decantata come una delle città col miglior numero di piste ciclabili. Il problema è la qualità e la sicurezza di queste piste ciclabili. Io giro in bicicletta per Padova e spesso mi capita di fare una pista ciclabile e di arrivare in un punto e dire: beh, adesso dove vado? Non c'è l'attraversamento, c'è la linea nuova della pista, e poi arrivo in un punto e mi ritrovo in mezzo a un incrocio. E ora sinceramente pensare che le persone possano fare con dei bambini questi tragitti no, di certo non sono incentivanti, perché mettono a rischio la loro sicurezza al posto. Altre soluzioni per la qualità dell'aria è investire nel risparmio energetico, perché un'altra delle fonti di pressione, appunto, oltre alla mobilità, soprattutto nel periodo invernale per le polveri sottili, è quella del riscaldamento. Dobbiamo controllare e aiutare i cittadini a capire che dentro casa non possiamo tenere tutti 24 gradi, soprattutto se abbiamo un riscaldamento centralizzato che va ancora a gasolio. Ora, in molte altre regioni sono stati presi, e i comuni sono stati presi dei provvedimenti che obbligavano ad esempio i condomini con riscaldamento centralizzato ad adottare dei sistemi di contabilizzazione del calore, che sono dei sistemi che permettono lo faresti qua a Padova tu? Secondo me è una cosa che si può fare. Ad esempio io vivo in un quartiere che è l'Arcella, dove ci sono moltissimi condomini che hanno ancora il riscaldamento centralizzato, con spese molto alte per gli abitanti, con problemi di pagamento, questo risolverebbe anche questo tipo di problema sociale. Abbiamo una chiamata in linea, scusa, facciamo parlare chi ci sta guardando da casa. Buonasera, da dove chiama? Il suo nome gentilmente? Sì, buonasera signor Trivellato, mi chiamo Italo e telefono da Padova. Buonasera signor Italo, prego. Questa sera qualcuno in studio mi ha ricordato che molto probabilmente tra poco saremo pagati a pagare 18 miliardi delle vecchie lire per sostituire le lampadine a Padova. Per fortuna che un signore in studio si è offerto di fare lo stesso lavoro, magari con un certo guadagno,
per la metà. Delle vecchie lire? Perché io, vecchie lire, 18 miliardi delle vecchie lire per sostituire le lampadine a Padova, questo ci viene proposto. Quando io non riesco a pagare le bollette di luce, acqua e gas che mi vengono fornite dal comune di Padova, dove c'è un amministratore, un presidente che guadagna circa 400.000 euro all'anno, ne devolve circa 60.000 al partito, io pago triplicate le bollette rispetto al consumo e nel prezzo del bene che mi viene erogato c'è già il guadagno di chi mi fornisce il prodotto in casa. Quindi un certo prurito mi viene, per fortuna che tra poco sarò vecchio, spero di deambulare col bastone e spero che quel bastone mi serva. In studio però lei ha molti giovani, bravi giovani, a cui auguro anche un successo politico, però mi consente al signor Trivellato di fare una piccola osservazione. Faccia anche una domanda, no? Perché no? Così le rispondiamo. La domanda, guardi, è una riflessione, perché più che una domanda, io dovrei partire dal trattato di Osimo. Hanno regalato al maresciallo Tito la zona B dell'italianissima Trieste. Allora, io sono per l'unità nazionale, ho avuto il nonno morto durante la prima guerra mondiale, il papà ferito nella seconda, purtroppo per una cultura, diciamo così, familiare, sono per l'unità nazionale. Però voglio dire, perché allora non regalano il Veneto ai veneti se fanno un referendum, invece di aprire le patrie galere dove ci dicono prima che sono sovraffollate, poi improvvisamente si aprono e si trovano 24 posti liberissimi per ospitare chi, fuori dalla tradizionale modo di fare politica, cerca di fare qualche cosa per cambiare la situazione. Guardi, signor Trivellato, che il 40% degli italiani, che più o meno ogni 15 giorni vengono chiamati a votare in qualche sito italiano, vivono di politica, vivono perché vanno a votare per mantenere lo status quo. Lo stesso dipendente pubblico, a Padova abbiamo 1362 dipendenti pubblici, quando a Vienna ce ne sono 720. Questa è una realtà. Abbiamo 2000, ecco, il consigliere Grigoletto. 1938 sono i dipendenti. Guardi, ringrazio il suo ospite che mi ha corretto. Grazie anche a lei, signor Italo, grazie del suo intervento. Che ecco, no, io non ho detto quello che dovevo dire, ma vi ringrazio lo pensavo stesso. che... no, l'hanno... Prego, finisca brevemente. Guardi, allora il 40% va a votare perché c'è questo partito molto trasversale, perché vive di questo modo di fare la politica. Il 10% va a votare perché naturalmente, siccome ci hanno insegnato che è un diritto dovere quello di andare a votare, rimane il 50% che non ci va. Se lei pensa alle ultime elezioni regionali della Sicilia, 47% di votanti, e il Friuli Venezia Giulia, due regioni a statuto speciale, e in Friuli sono andati, Venezia Giulia sottolineato, sono andati a votare il 50% degli elettori, lei capisce che c'è una disaffezione totale per la politica, ma anche il darci da fare. Cosa significherà per questi giovani? Essere cooptati nella famosa mamma Rai della politica italiana, oppure veramente questi giovani riusciranno a dare un contributo diverso? Perché io a Padova dal 94 che non vado a votare, tornerò a votare, ma in Europa al presidente di seggio dirò che non intendo votare per l'Europa perché nessun partito mi rappresenta, non c'è per esempio un'Italia sociale che mi rappresenti in Europa. Allora questi giovani, state facendo politica per assicurarvi dalla pagnotta in su, o lo state facendo perché avete un ideale concreto di salvaguardia e di tutela dei cittadini italiani? Questa era la domanda. Grazie signor. Grazie a lei, mi scuso per la lungaggine. Grazie, scusato. Beh, qui abbiamo introdotto tutta una serie di argomenti che vanno un po' anche al di là di quello che è lo spazio che abbiamo qua in trasmissione, e dei temi che probabilmente magari andremo ad affrontare più avanti nel corso delle nostre trasmissioni. Siamo a Simone Pilan, dopo dobbiamo andare in pubblicità. Come rispondiamo a questo telespettatore intanto? Siete qua per... è una domanda che è stata rivolta peraltro anche altre volte. La fanno ogni volta. Ogni volta, vero? Sì, chiedono sempre. Invece, no? Cosa diciamo? Io dal basso dei miei 20 anni posso dire che faccio 3 lavori, guadagno forse 400 euro al mese, faccio politica col mio movimento per passione,
perché sono appassionato di questo, e per militare in questo movimento, pensate, pago, ok? I soldi vengono vengono dai militanti. Quindi direi che per fortuna c'è ancora qualcuno come me che si muove in questo modo e non ragiona solamente per arrivare ad un certo punto per guadagnarsi il pane, perché il pane si guadagna in altri modi. Ecco, invece per quanto riguarda l'intervento prima di Silvia Marcuzzi di Padova 2020, ho visto che scuotevi la testa intanto che parlava. Rispetto appunto a questa domanda che ci viene fatta molte volte dalle persone che incontriamo, io rispondo che se avessi voluto fare politica per carriera mi sarei infilata in qualche partito, non in un movimento civico, certo, dove tutto quello che facciamo viene con i soldi, certo, che vengono raccolti. Se gentilmente ecco, restituisci il microfono a Marco, prego. Scuotevo la testa perché non mi trovo pienamente d'accordo con quello che viene detto, magari qualche cosa condivisibile c'è. Per quanto riguarda sicuramente il discorso dell'inquinamento, credo non ci siano dubbi. Sappiamo che Padova è la terza città più inquinata d'Europa, e è ovvio che va attuato qualcosa immediatamente per cercare di ovviare questo problema, è chiaro. Ma sicuramente non è il discorso della ZTL che veniva fatto, secondo me è importante per un rilancio del centro, è importante perché ci sono delle... Quindi tu saresti favorevole magari a riaprirla in determinate fasce orarie per permettere ai cittadini di accedere? Come sono anche favorevole ad esempio al rinnovo di determinate aree che sono state abbandonate, come si parlava l'altra volta, nell'altra trasmissione, degli ex teatri, ex cinema, l'Altino e il Concordi, che sono totalmente abbandonati al degrado, totalmente pieni di scritte. Quindi io dico perché di qualificazione di determinate aree o edifici esatto, perché l'amministrazione non si prende il carico di cercare una collaborazione anche magari con l'università, perché no? E creare degli spazi integrativi in cui si possono fare dei laboratori, degli studi, cinema, parlare di cinema, dei punti di incontro, perché no, secondo me. Tu lo faresti subito? Questo ad esempio della ZTL per aiutare anche il commercio del centro storico? Assolutamente sì, anche perché io lavoro in una zona che una volta era la zona di spicco, lavoro in via San Fermo, quindi vicino alla Galleria Borromeo, dove sappiamo benissimo che è tutto chiuso e abbandonato al degrado. Certo. Ti fermo, andiamo in pubblicità, dopo sentiamo anche la voce dai quartieri, tra poco su Gioventù Politica.